col coach del Roma Gas Power Eurobasket Roma, Davide Bonoro, al termine della settima vittoria in 7 partite. Partita sofferta, mai chiusa, Scauri non ha mai mollato, sempre break, massimo vantaggio anche di 16 lunghezze, ma quando arriva del vantaggio 15-16 immediatamente non solo sprofondava Scauri, ma arrivavano 6 punti a 0, 8-0, anche 9-0 come nel finale di Scauri. Bravura di Scauri a non mollare sicuramente, ma cosa non è andato nell'analisi dell'Eurobasket che ha trovato poi a vincere comunque questa partita nel finale, non segnando più canestri dal campo, gli ultimi 6 punti su lunetta, coach? No, ma abbiamo giocato la partita che pensavamo di giocare. Noi non possiamo pensare di essere sempre belli, brillanti e perfetti e che non sbagliano mai, anzi noi dobbiamo soffrire tutte le partite dal primo al 40esimo, come sono state tutte fino adesso, anche quelle che hanno avuto risultati magari un po' eclatanti, ma non è così, perché dietro c'è un grande lavoro, c'è grande sofferenza. Scauri è una squadra che ha grande qualità, soprattutto offensive, ha grande individualità e grande qualità, sta facendo magari un cammino un po' così, ma se andiamo a vedere il suo calendario, ha giocato contro praticamente tutte le big, e quindi li voglio rivedere poi dopo nel girone di ritorno a che punto della classifica saranno, e quindi abbiamo sofferto come ci sta che soffriremo tante altre volte anche con squadre magari sulla carta inferiori, quindi non è andato che ci siamo magari abbiamo concesso un po' troppo cose facili, ecco, e allora loro hanno trovato fiducia, hanno ripreso fiducia, tutte le volte che andavamo sopra di 15 poi dopo loro la riaprivano, e questo anche a livello un po' di morale ci ha un po', diciamo, non fatto vivere la partita al 100% come è successo per esempio con Palermo o con Palestrina. Però ripeto, la squadra sta crescendo, sta soffrendo un po' durante la settimana per qualche problemino fisico, e quindi ci sta anche magari non essere sempre molto brillanti, ma l'importante anche oggi era comunque alla fine vincere. Alla fine si vince, e cosa però che ti è piaciuto di più di questa partita e cosa ti è piaciuto meno di questa partita? Ma sicuramente il fatto che tante volte non è sempre facile accendere e spegnere l'interruttore, abbiamo subito anche dei break pesanti e nessuno ha abbassato la testa e ha smesso di giocare, anzi siamo sempre ripartiti trovando soluzioni giuste, quando c'era bisogno magari facendo anche una difesa aggressiva, insomma siamo stati lì con la testa. Dal punto di vista, diciamo, tecnico, tattico e anche in alcuni frangenti abbiamo un po' magari mollato dal punto di vista di testa, e questo, ripeto, ci può stare viste le ultime settimane un po' di sofferenza fisica, però è una cosa sulla quale dobbiamo lavorare e migliorare. Prossima partita, coach, a casa della Stella Azzurra, il derby, che partita ti aspetti da parte della tua squadra e naturalmente anche da parte loro, insomma ci daranno sicuramente a far bella figura e cercare di essere i primi a fare lo sgambetto in questa stagione alla tua Roma Gas. Cioè, una partita mai banale, io l'ho vissuta per la prima volta l'anno scorso da capo allenatore, quindi non è mai facile andare là contro di loro, a maggior ragione sul loro campo, quindi cerchiamo di riprendere un po' le fila questa settimana, abbiamo recuperato pian pianino un po' quelli che avevano avuto qualche acciacco, mi aspetto un'altra partita di sofferenza, ripeto, dobbiamo prepararci a tutti i tipi di partite, perché ci dovremo far trovare pronti poi dopo in primavera ai playoff, alle partite dove troviamo squadre magari più pronte tecnicamente, più pronte tatticamente, alcune più pronte fisicamente. La Stella Azzurra per esempio è una squadra che cercherà di alzare il ritmo e di giocare con molta aggressività, magari a differenza di Scauri, che probabilmente hanno più, diciamo, qualità individuali e più giocatori anche con punti nelle mani, quindi ci dovremo far trovare pronti a tutti i tipi di situazioni che incontreremo da qui alla fine della stagione. Grazie coach.